contro il nuovo centro commerciale di Due Carrare è stata momentaneamente, e si spera anche definitivamente, la sovrintendenza a mettere una pietra sopra il progetto. Avviato il procedimento per tutelare l'area attorno al castello del Cataio della durata di 120 giorni, al termine dei quali sarà il comitato regionale del Ministero a confermare o meno il vincolo paesaggistico. Nel frattempo la Deda Srl, impresa a cui è stata appaltata l'opera, non potrà aprire alcun cantiere nella zona di via Mincana, mentre è probabile che i legali dell'impresa nei prossimi giorni presentino un ricorso al TAR. Soddisfatti i comitati che ora sperano in una conferma definitiva del vincolo e l'affossamento definitivo del progetto del megacentro. Sfiscia Channel News, Due Carrare.